La DAD, nel tempo del Covid. Com'è stato vivere questo esperimento in cui ogni genitore era in grado di accudire il figlio, responsabilmente educandolo nelle fasi più sensibili della loro vita? Con il Covid è stato prendersi cura di ogni aspetto volontariamente, conseguentemente al percorso educativo di ogni ragazzino. Chi dei genitori si è improvvisato docente e ha saputo fare di ogni minuto passato insieme al proprio figlio con conseguente capacità di essere individuato come eroe del momento o come divinità sopra ogni aspettativa di comprensione di ogni materia scolastica. Il più delle volte è stato un gioco di cui rendersi conto che essere felici imparando sembrava impossibile. Invece lo è stato tanto da fare un confronto con le scuole statali di oggi. Non c'è più la possibilità di riprendersi l'appellativo di maestra più brava del mondo, perché essi hanno provato la DAD, dove nessuno era piacevole, dove tutto era piacevole e libero, con in mezzo lo spuntino come premio per aver compreso la lezione e imparato le regole matematiche. La DAD è stata la rivoluzione scolastica, ciò per cui il futuro sarà avanguardia. Per ora orientiamoci a cambiare solamente gli ambiti scolastici come mediocrità e dipendenza da parte del sistema che procede il più delle volte che produce il più delle volte ragazzi senza maturità alcuna verso la convivenza civile. Questo è dovuto anche alla crescita in gruppi dove si pratica le violenze, le baby gang. Queste si formano tra i banchi di scuola dove noi vogliamo portare via i nostri ragazzi. Le facoltà istruttrici non godono il più delle volte di capacità di sollecitare in modo favorevole le classi che formano in modo piramidale dentro con i ragazzi. Cambiare questo sistema è indispensabile e responsabilizzare i genitori è fondamentale. Montessori è stata un'istitutrice che ha pensato a qualcosa di innovativo all'epoca, che era tutto da fare. Lei per prima si è resa conto che i bambini erano capaci, sebbene alla loro tenera età, e che si evolvevano in base alle conoscenze e che quindi l'istruzione era basilare per ogni singola persona e che l'umanità aveva necessità di essere acculturata in modo veloce, preciso e preponderante. Ecco l'avvio delle scuole, delle classi scolastiche dove riunivano vari ceti sociali in un'unica stanza, con età differenti, e insegnavano a leggere e poi scrivere. La natura umana nei libri di Montessori si evidenzia nelle scuole dedicate a lei. Io credo che dovremo fare un passo verso un nuovo modello di scuola con organizzazione multimediale dove le conferenze vengono fatte in video lezioni e dove dopo i ragazzi possono fare una relazione di quanto sentito e compreso in modo di individuare le memorie di ogni ragazzino soggetto e in base a se stesso rispettando i suoi limiti. E in base a se stesso rispettato e rispettando i suoi limiti, chiedendogli di riconoscerli e poi di trovare un modulo per oltrepassarli, come per esempio leggendosi e riconoscendosi in scrittura e sorpassandosi. Questo può avvenire se e con i tempi di ogni individuo, quindi la DAD dà questa possibilità, relazionarsi con se stessi ed altri in base alla propria volontà espressa e guidata da competenti educatori quali genitori o psicologi, educatori e pedagogisti.
ciao!